È fondamentale che il nuovo ciclo della Fondazione Mazzotti parta all'insegna della trasparenza e della correttezza. Quindi se dovessero esserci delle dichiarazioni che non corrispondono alla realtà, di sicuro questo è un elemento che mi può portare a decidere anche di chiedere al Presidente un passo indietro. Primo terremoto in casa della Fondazione Mazzotti. Claudio Bertorelli, fresco di nomina alla guida del CDA, ha presentato insieme ai compagni di viaggio soltanto giovedì a Casugana, potrebbe dover lasciare l'incarico. Il paesaggista trevigiano, nato a Vittorio Veneto ma residente nel Vicentino, ha già chiarito formalmente la sua posizione in merito ai dubbi sollevati sulla veridicità dei titoli contenuti nel suo curriculum. Bertorelli, da noi contattato, definisce un polverone sul nulla e sul noto la vicenda che lo vede suo malgrado protagonista e si rimette, come lui stesso ha comunicato, alle decisioni dell'amministrazione comunale. Non è una questione di titoli, ha detto il sindaco Mario Conte, ma di metodo, assicurando che la posizione dell'amministrazione sarà resa nota a breve. Ci siamo sentiti con Bertorelli, domani mi farà avere tutta la documentazione per chiarire quelli che sono i lati un po' dubbi di questo curriculum, dopodiché penso già nella giornata di domani o comunque mi riserverò qualche giorno per poi prendere la decisione più corretta. Una partita a cui invece il sindaco non lascia spazio è quella che riguarda il nuovo park interrato al patinodromo di Treviso, per il quale è prevista la demolizione dei reperti del bastione, azione definita inaccettabile dall'associazione ambientalista Italia Nostra. Leggo anche delle sigle che magari erano politicamente molto più vicine proprio a quell'amministrazione che ha approvato il progetto del parcheggio interrato. Oggi siamo in una fase troppo avanzata, l'unico modo che hanno queste associazioni per impedire la realizzazione di quel parcheggio è farsi carico delle penali contrattuali. Se loro vogliono e si prendono formalmente questo impegno, io sono pronto a sedermi intorno a un tavolo con loro